Il Manchester United ha deciso di non convocare Romelu Lukaku per un test match in Norvegia. L'attaccante belga non fa parte dei 26 convocati dall'allenatore dei Red Devils Ole Solskjær per la partita amichevole prevista contro il Kristiansund, squadra della città natale del tecnico norvegese. Il calciatore è al centro di una sfida tutta italiana di mercato tra Inter e Juventus, con i bianconeri che si sarebbero inseriti all'ultimo minuto, proponendo uno scambio con Paulo Dybala, mentre l'Inter tratta da settimane sulla valutazione del cartellino, con lo United che continua a chiedere oltre 80 milioni di euro. Solskjær avrebbe però dato una deadline per l'eventuale trasferimento fissata per mercoledì 31 luglio. Dei 26 convocati per la Norvegia fa parte invece Paul Pogba, su cui è forte l'interesse del Real Madrid. Non si spengono le polemiche dopo l'amichevole di venerdì scorso della Juventus a Seul contro una selezione delle stelle della Korean League in cui CR7 è stato un protagonista mancato. Il portoghese non è sceso in campo neanche per un minuto a causa di un affaticamento muscolare, come spiegato da Maurizio Sarri nel post gara. In Corea però non hanno per niente digerito la cosa, tanto che ora, secondo le rivelazioni della stampa locale, la Lega Calcio Professionistica della Corea del Sud sarebbe intenzionata a chiedere un risarcimento all'agenzia organizzatrice dell'evento The Fasta, in quanto nel contratto era stata inserita una clausola che garantiva la presenza del fenomeno in campo per almeno 45 minuti. Addirittura i fans di Seul, una volta capito che Ronaldo non avrebbe più giocato, hanno tradotto la loro frustrazione in cori promessi, proprio il rivale di sempre, uno sberleffo in piena regola nei confronti del re. Alla continassa, in ogni caso, al momento non è arrivata alcuna richiesta di risarcimento dalla Corea del Sud. Kevin Prince Boateng alla Fiorentina, ormai ci siamo. Le voci erano insistenti da giorni, ma nelle ultime ore l'affare ha subito un'accelerazione decisiva. L'attaccante del Sassuolo si trasferirà in viola anche grazie a Melissa Satta. Dopo il loro riavvicinamento, infatti, il ghanese ha rifiutato le numerose offerte arrivate dall'estero, tra cui quella importante formulata dall'Eintracht Francoforte, e dopo l'accordo trovato dal DS Pradè con la dirigenza neroverde, si appresta a diventare il primo rinforzo della nuova Fiorentina di commisso. Adriano Galliani, come regalo per i suoi 75 anni, vorrebbe l'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi al centro dell'attacco del Monza. È la punta che mi intriga di più. Sono convinto possa fare molto bene ovunque. Se venisse al Monza, la battuta della D in un'intervista rilasciata a Sport Mediaset, non avrebbe neanche il fastidio di spostarsi da Milano? Sugli obiettivi stagionali del Monza, Galliani è molto chiaro. Uscire dalla Serie C è un inferno, poi è più facile andare su, ma noi abbiamo il dovere di vincere questo campionato, arrivando primi senza passare dai playoff, perché pensiamo di avere una squadra molto forte. Non nego la speranza di arrivare in Serie A. La D dei Brianzoli ha ammesso di aver contattato in passato Giampaolo per il Milan, Sarri e Conte come papabili allenatori dei rossoneri. Giampaolo nell'estate del 2016 venne a casa mia perché lo considero un grande maestro di calcio. Conte l'ho corteggiato molto, ma non sono mai riuscito ad andare in là col corteggiamento. Anche Sarri è stato molto vicino al Milan e mi è dispiaciuto che non sia venuto. Credo che le tre grandi storiche del calcio italiano quest'anno faranno vedere del bel calcio, ma la favorita resta la Juve.